Cara mamma, una notizia speciale. Vaghi a scuola serale. Mio figlio, Alvise, il più piccolo, mi ha detto: papà, perché non te inculti? Te sei ignorante di cultura. Sono sta mal, io ho fatto fin manco alla terza in 7 anni, poi mi ha promosso per anzianità e perché sghimava la maestra nuova. Sono andato a dircelo al parroco che mi ha detto: vedi Totonin, i figli, gli esigenti, i pari e le mari che si piano studiati, se non si vergognano. Loro i dottori, so pari e so mare, boari, non si può, no, non si usa più. Ma mi so governare le acche, i cunei, il maschio, so condenare drio le vacche, alle vigne, ai selgari, all'uame. La mia cultura questa. Niente da fare. E il marito va dalla maestra Cisira, che la fa alle scuole serali e del recupero, e scrivete. Se lo dice il parroco, se fa. Mi sono iscritto per il mercoledì e per il venere e per il sabato di tutte le settimane, via di Pasqua e di Natale che le festa. 300 euro, pari a 600 uvi. Se le sale la ninetta la me copa. E in più la busta, i quaderni, la penna, la matita, la gomma, il sillabario, altri 30 euro, 60 uvi. Sono andato a scuola a Venere, erano in 20, da 60 anni in su, tutti con la sbossega, col stremasso nelle mani, che facevano dei scarabocchi, 3 o 4 di erano sordi e la maestra che toccava sigara come una mata. Dopo che gli orbi, che li erano tutti sui banchi davanti, anche la negussetta che non è mio orbo, ma guardava le gambette della maestra, furbo ma slandrone. E così è scominciata la lezione. Dopo 10 minuti Beppi Carrega le corazzò col banco in dormenzà e così da bacan la sveglia altri 10. Quasi che non te dico, anzi te il dico così te lo sai anche te. Gigi Faina l'attaccava a russare come un trattore landini a testa calda. Tony Palanca s'ha pisciato indosso per via della prostata emetica che ci scappa senza saperlo. La Marietta Sala la sagratà ai peocchi in testa che la maestra l'ha cassata fuori subito quella sera in accorto. Questa è la prima lezione. Abbiamo fatto le aste, i circoletti e i punti. Mio prenduto discreto, per via delle recce sul quaderno, era sta il meglio di tutti. Cara mamma, adesso che sono un poco studiato, ti scriverò dei più e piacere, ma io intanto ti saluto e te baso. Tuo figlio scolaro serale, Tonin. Seconda lettera. Cara mamma, ancora le Venere, secondo giorno di scuola serale, e c'ero me e altri 10 dei 20 che erano mercoledì passato. La maestra l'ha detto, meglio pochi che tanti stuconi. Così sembrano pochi stuconi, ma stiamo spesso larghi nei banchi. Gigi Bartoli è arrivato dopo perché ci ha cioppato la rua della bicicletta, ma nessuno si era accorto perché sta indormenzata e pacca. La Marta, sorda che fa una campana, la dise a Rosario convinta ad essere in chiesa e la gala arteriosclerosi e così a forza dei pisi è nata fuori perché gli scappava del piccolo. Enrichetta invece le sa incastrare nel banco talmente fracà che con una viola la ribalta Gigi Bartoli che così si è disviciata. La scuola è massa interessante, soprattutto quando la maestra la parla del monumento storico dei Garibaldi. Pio bala per via delle bale che fa la domanda. C'è il ciclo il fantin che monta su Garibaldi e so tutti a sgarazzare anche perché nessuno sapeva. Mi sono cucciato sotto il banco perché non volevo fare la figura del Mona. Invece la Marta l'ha detto che lei è sindaco e lei lo sapeva perché lei era stata a servizio del sindaco e lei era incinta. La maestra la sa incassare, la scominciare a baltare gli occhi e a dar bacchettà, a dire ignoranti, villani. Ci penso io a indersarve. Per sabato vedo 3 pagine di penso e scriverò 30 volte. Io sono ebete di zocca. Vediamo se riuscì a star più attenti. Dopo la spiegai la carta geografica che io mi sono mettuto a ridere perché che la parola non si dice, la maestra l'ha detto. Cos'è Roma? Chi lo sa? Uno l'ha detto, la vacca de Bepi Vacar, una si chiama Roma, un'altra si chiama Franca. Un altro l'ha detto, è il caffè che è in piazza. Un altro l'ha detto,
E in dove sconto il Papa che c'è Vachitano che l'ha detto anche in televisione. Un altro l'ha detto. La zia di Franco Bettini si chiama Romana, perché lei è a Roma e ha trovato Maria Soldà Bersagliere, che adesso è sotto per una pestà che chiamiamo là la musa, che si chiama Roma. Insomma, nessuno sapeva ci resta a Roma. Solo il Beppi che andava vicino con la dito la Roma e una spuzza profumata che sa i fiori. Non la esse mai detto. La maestra ci ha parato fuori dalla scuola sigando con la volino coglionar e se staimo a torla per il culo ci avreste mandati fuori dalle balle definitivamente. Mi sono sa a dire, e gli euro, nelle rimborse là? La madonna sbacchettà sulla zucca che mi visto la vesiga in occhio nero. Adesso non va più a scuola, perché se la senta così altro che istruito, metterà un decappato e malà meglio su con che morto. Adesso ti scriverò come sempre, con gli orrori ma genuini. Tuo Tonin.